Buonasera a tutti, ben ritrovati qui in questo spazio. Questa sera è una serata dedicata alle Sibille e alle letture qui online. Rispondo alle vostre domande, una domanda a ciascuno. Vediamo un po' chi si aggiunge. Marietto Veneziano, buonasera. Buonasera Vincenza. Vedo che qualcuno comincia a raggiungerci e questo sapete l'orario fino alle 21 che rispondo, che dedico a voi a rispondere alle vostre domande. Potete scegliere se chiamarmi in diretta al 347 8702 622. Vi ricordo che chi mi chiama in diretta ha la priorità rispetto alle domande della chat. Dunque saluto gli altri che si sono aggiunti. Anna Maria, buonasera. Buonasera Tiziana, buonasera Grazia. E Cristina, buonasera. Allora, dunque una domanda a ciascuno, ricordatevi di farmi una domanda precisa e se riguarda anche un'altra persona ho bisogno anche del nome dell'altra persona e data di nascita degli interessati, oltre ovviamente la domanda ben formulata. Ricordatevi che essendo una domanda fatta così per la quale non ho punti di riferimento nell'interpretazione, faccio il mio meglio nel darvi le risposte. Comunque vi suggerisco, se vi va di avere magari più di una risposta o dei chiarimenti o quello che è, potete contattarmi privatamente e chiedermi un consulto. Un consulto dura un'ora e ha un costo di 20 euro, dunque queste sono un pochettino le cose. Allora, vediamo, c'è già una prima domanda. Allora, intanto saluto ancora tutti gli altri arrivati, Nico, Tiziana, buonasera, Samantha, Kat, Lilianas, Italia, Angela, Antonio. Ok, cominciamo dalla domanda di Nico. Allora, vediamo una domanda stimolante, vediamo se il sogno di Nico, cioè di Nicole, 14 settembre 83, è una data che conosco molto bene, 14 settembre. Se si avvera, vediamo un pochettino. Vi ricordo come sempre, se ancora non vi siete iscritti al canale YouTube del Marietto Veneziano, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Ah, ok, agosto. Ok. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi anche al mio canale, grazie. Allora, vediamo Nicole, 14 agosto. Ti mostro il taglio. Ok, c'è comunque un buon periodo, si direbbe. Vediamo un po' cosa ci dicono le Sibille. Allora, diciamo che sembra che ci sia stata una falsa partenza, cioè che questo sogno per qualche ragione sembrava si stesse per realizzare nel passato recente. Attualmente stai progettando, stai pensando molto intensamente a questo tuo sogno, è un qualcosa che ti richiede comunque determinate abilità e di tirar fuori, insomma, un po' di astuzia. Non so come mai ci sia qui una donna maritata, probabilmente o è qualcuno con cui stai progettando oppure riguarda una situazione che è già comunque strutturata e sulla quale stai pensando appunto di apportare delle modifiche o dei cambiamenti sostanziali. Nel prossimo futuro ritengo che incontrerai un uomo che ti potrà dare una mano in questo progetto, sebbene sarà un uomo
per certi versi molto forte, in gamba, ma anche competitivo. Direi che ha qualcosa a che fare col segno dell'Ariete, da quello che vedo, e comunque si mostrerà interessato, sebbene dovrai essere molto attenta a fornire tutti i dettagli di questo progetto, o comunque a pensare a tutto, non trascurare nulla, non trascurare alcun dettaglio, perché comunque c'è qualcosa che non terrai in considerazione nel tuo progetto, c'è un qualcosa che può essere o una persona o un ostacolo di qualche tipo che però tu non vedi. In questo caso non è qualcosa di cui tu ti rendi conto e sarà nel prossimo futuro, perciò devi fare attenzione a guardare bene ogni aspetto di questo tuo progetto. Per quanto riguarda il progetto però c'è ancora dell'attesa, non è nell'immediato, almeno non nell'arco dei prossimi 6 mesi, però qualche cosa si muove, sei in attesa ma arriveranno informazioni discordanti. Questo è quello che riesco a vedere per il momento e senza avere nessun tipo di chiave di interpretazione o punto di riferimento, siccome comunque è una domanda scritta così. Va bene, passiamo alla prossima. Spero comunque, Nico Nico, di averti dato qualche indicazione utile. Angela Anitelli. Allora, gentilmente, posso sapere se faccio la domanda per prendere la 104 per me, per i problemi che ho alla clavicola e alla spalla sinistra, se viene accolta? Grazie infinite. Allora, vediamo, Angela. Allora. Angela e la domanda per la 104. Vediamo un pochettino se viene accolta. Intanto, cari amici, vi saluto, vedo che se ne sono aggiunti altri amici del canale, Mary, Vincenzo, Perla, è sempre un piacere ritrovarvi, grazie per essere qui e per passare un po' di tempo in mia compagnia. Allora, la 104. Diciamo che sei in attesa, forse è un qualcosa che hai già incamminato da un po' e non ti hanno dato molte indicazioni, però guarda che secondo me allora ti dico un po' cosa vedo e l'andamento della cosa. È una domanda che tu hai già fatto, sicuramente dietro suggerimento di qualcuno che ti ha saputo dare queste indicazioni, era qualcuno informato, vedi? Ti ha dato qualche indicazione e forse perché ti aveva visto parecchio in difficoltà o preoccupata anche dal punto di vista economico. Ad ogni modo, io vedo tutta una stesa molto positiva, anche se qui questa linea del presente chiude con l'ammalato, ma l'ammalato in questo caso ci fa comunque pensare che sia o una situazione oppure una condizione fisica che però non è veramente preoccupante come pensi, poiché non ci sono carte negative a seguire, quella che precede è una carta bellissima, la riga sotto abbiamo anche qui un'ottima carta. Dunque al presente direi che è il momento giusto di farsi avanti con la domanda e che a breve dovresti avere delle prime indicazioni positive, favorevoli, raccogliere già qualche piccolo risultato, però attenta, perché qualche aspetto ti tireranno fuori che devi presentare ancora qualche documentazione e non ti sapranno dare veramente delle informazioni molto chiare subito, però poi vedi che l'esito è più che favorevole. Dunque secondo me sì, attenta solo che probabilmente alla documentazione che presenterai mancherà qualcosa, dunque informati bene, perché se puoi evitare dei ritardi, ben venga. Comunque secondo me hai ottime possibilità. Andiamo avanti. Allora, Vincenzo, ciao Ilde, ci saranno novità in ambito lavorativo economico? Ci sarà uno sblocco? Grazie Vincenzo. 23 febbraio 1992. Vediamo Vincenzo, vediamo per te. Mi auguro di sì, ovviamente, come sempre. Spero sempre in meglio per tutti voi.
Intanto saluto Marisa, Eva, Giada, vediamo chi altro, Elena, Domenico, Kiwi, Sara, Misticanza. Ok, direi che vi ho salutato tutti. Vediamo un pochino. Ah, Samantha, non credo di... Oh sì, ti avevo nominato prima, credo, suppongo. Comunque, ben trovati. Allora, vediamo se questo lavoro e l'ambito economico si sblocca per Vincenzo. 23 febbraio, è stato il tuo compleanno da poco. Allora, non ti ho fatto vedere il taglio, comunque nel taglio c'erano due carte che mi raccontano che tempo fa, non troppo, hai ricevuto una comunicazione di fine rapporto, più o meno una cosa del genere. Oh sì signore, certo si sblocca. Diciamo che ancora al momento stai vivendo una situazione altalenante. C'è qualche colloquio in arrivo o forse addirittura ne hai fatto uno o devi farlo a brevissimo tempo. Se ancora non lo sai, cioè se ancora non hai una data fissata, comunque sappi che è proprio là, però è un colloquio che avrà un andamento strano, non ti piacerà tutto, e forse percepirai un clima di competizione molto grande. Però credo di non sbagliare se ti dico che se ti sposterai un pochino, oppure ti verrà proposto un lavoro non proprio dietro casa, diciamo così, e sarà un lavoro che ti darà, cioè questa proposta ti darà una certa soddisfazione. È chiaro, dovrai tagliare tutto rispetto, cioè cambiare completamente rispetto al passato, perché riguardo al passato si chiude una porta in modo definitivo, ma è una chiusura che per te sarà favorevole, perché potrai esprimere delle qualità di te stesso, soprattutto se smetterai di rimuginare sul passato, e vedo la firma di un accordo. E guarda qui, direi proprio di sì. È possibile che tu andrai a lavorare a contatto con qualche professionista un po' in là con gli anni, ma veramente, veramente valido, un uomo giusto che saprà guidarti bene e come vedi avrai delle belle soddisfazioni, ok? Sì, sì, non temere che si sblocca, non subitissimo perché come ti ho detto, anche se subito hai vedo un colloquio di lavoro o comunque la possibilità di un colloquio, te l'ho detto, ci sarà, come dire, un clima molto così, però andrà bene. Lo vedo lo sblocco, sì, Vincenzo. Allora, grazie. Se io posso chiedo, facendo le candele, ma non so perché, è tutto un casino, mi chiedo, sbaglio io, c'è qualcosa che non va a formulare la domanda? Grazie. Sono nell'imbarazzo di dirti che non ho capito la tua domanda. Ati facendo le candele, e forse era un sto facendo le candele, ma non so perché è tutto un casino, mi chiedo sbaglio io o c'è un qualcosa che non va. È il coronavirus? Sto scherzando. Allora, formulare la domanda per capirci qualcosa, grazie. Come faccio a risponderti a questa domanda con le sibille? Cioè, è un po' una domanda particolare, vediamo, tiro fuori qualche carta. Mm, boh, ci provo, però non garantisco. Questa è più una domanda da pendolino. Allora, Grazia, se continui a impegnarti però, non tarderanno i risultati. Allora, sai cos'è che mi sembra di vedere dalle carte? Uno è che stai combattendo con qualcosa di molto più grande di te e devi avere pazienza, perché qui l'ambito su cui stai lavorando è veramente grosso.
e dunque non ti devi scoraggiare e non devi avere alti e bassi. Se stai lavorando con le candele, ricordati che la ferma volontà è quello che serve nella ritualistica. Comunque i risultati ci saranno, li vedo, arriveranno, magari non saranno completamente in linea con quello che hai chiesto, però vedo una consolante sorpresa. Devi avere un pochino di pazienza, ok? E soprattutto devi chiedere con sincerità, non devi chiedere con onestà, prima devi riconoscere i veri problemi e poi chiedere nella direzione giusta e perseverare, ok? Andiamo avanti. Allora, Giada, ops, sono andata troppo su. Giada, per mia sorella Perla, 2 agosto 74. Ha fatto richiesta pensione e reversibilità, come andrà? Ok, vediamo subito. Vi ricordo che potete chiamarmi al 347 8702 622 e risponderò con priorità alla telefonata. Mi rendo conto che magari non tutti siete liberi di parlare e preferite scrivere, però se avete la possibilità di farlo, chiamatemi perché rispondo con priorità. Allora, vediamo la pensione di reversibilità. Allora, già un taglio molto positivo, si direbbe che la richiesta è stata accolta e non rigettata. Beh, io penso di sì, penso che otterrà questa pensione. Ci vorrà un po', perché, penso che abbia dovuto parlare con più persone, un uomo, una donna, continuare a chiedere informazioni e poi in certi momenti sembrava no, poi ha incontrato ancora una donna più giovane. Insomma, ha dovuto fare una serie di passaggi, però secondo me sì, andrà a raccogliere e tra l'altro avrà un esito favorevole tra breve, a poco, tra poco dovrebbe sapere già la risposta, magari non sarà l'intera somma, ci sarà qualche rimaneggiamento, ma lei sarà contenta. Ehm, Forse dal momento in cui confermano al momento in cui poi cominciano a versare ci vorrà un po' di pazienza, okay, non è immediata la faccenda perché ci sarà un altro, stop, diciamo così, con qualche temporeggiamento, però vedi, secondo me sì, poi più avanti avrà quello che chiede, dovrà però, uhm, farsi avanti ancora una volta. Ehm Comunque per me sì, da quello che ho visto. Allora, buonasera Sara. Allora, misticanza. Buonasera. Riuscirò a vivere nella casa di campagna senza problemi da parte della famiglia? Deborah, 16 settembre 1977. Allora Deborah, vediamo se riuscirai. Ovviamente le risposte che vi do non sono definitive, si tratta sempre di un arco di tempo temporaneo, diciamo 3-6 mesi, dunque magari se è un sì, bene, si vede subito, ma se è un no, non è che è un no per sempre, magari questo lo dico per non scoraggiare nessuno, ma noi interroghiamo l'arco di tempo mh, che parte da questo momento, forse addirittura qualcosina indietro riescono a dirmi le carte perché mi spiegano sempre un po' le premesse della cosa e poi i prossimi 3-6 mesi, dunque questo che sia chiaro, va bene? Allora, Deborah, vediamo un pochino.
Allora, il taglio è un po' così, diciamo che la faccenda è un po' bloccata, sembra che ci sia un po' di recriminazioni o forse qualcuno non- non è proprio tanto d'accordo. Allora, vedo che hai un po' parlato, hai un po' chiesto, ehm, non so se è la figura paterna o se comunque ne hai parlato soprattutto con un uomo e, diciamo che immediatamente, ha rimandato un po' la cosa, no, non ti ha dato una risposta subito. Vediamo, una cosa del genere. Adesso sei, molto determinata a ripartire all'attacco, nel senso che è un sogno che tu vuoi realizzare ed è possibile che facendoti avanti qualcosa si smuova. Devo dirti che con queste 2, una mitiga un po' l'altra, ma l'altra esaspera l'una. Cioè, sembrerebbe che magari non otterrai un sì completo e definitivo, okay, però nonostante tutto e nonostante ci sarà un piccolo incidente nella faccenda, probabilmente qualche discussione, qualche lite, comunque l'esito sarà, positivo per te. Solo che non credo che potrai farlo completamente alla luce del sole o comunque dovrai lavorare un pochettino, in modo sotterraneo per riuscire ad avere l'autorizzazione, perché di mezzo ci sono questioni economiche e gelosia da parte di qualche altra persona. Dunque, mhmm, devi lavorarci un po' su per rimuovere questi ostacoli che sono per lo più dovuti all'interferenza di altri, che comunque penso, sento che probabilmente qualcuno dice: "Ma e noi?" Cioè c'è un qualcosa che bisogna, controbilanciare in qualche modo. Allora, Claudia: "Oh, il cuore spezzato." Mh. Baruch Soto: "Buia." Bene, accendi una luce. Allora, Laura Rouge, 20 marzo '81, lui Ricky Leone, la data non la so, ha 30 anni. Che intenzioni ha con me? Okay Laura, vediamo un po' questo Ricky che intenzioni ha con te. Allora, donna maritata, nemica, sei sicura che sia un uomo libero? Completamente? Mh. Senti, Laura, giusto? Sì, Laura. Non è che io mi fiderei completamente, sinceramente, non mi sento di spingerti, come dire, senza un paracadute in questa situazione perché, ci sono delle indicazioni un po' così, non è sempre affidabile questa persona qua, ehm, come pure può essere che abbia un temperamento un po' possessivo, ma nello stesso tempo poi anche un tipo che potrebbe anche trascurare. Comunque con questa non mi sento proprio di dirti che abbia intenzioni serie, mi sembra anzi che, è un tipo un po', mhmm, che si guarda un po' a destra e un po' a sinistra. Io sinceramente non mi sento di spingerti fra le braccia di questa persona o di credergli eccessivamente. È un tipo che comunque nasconde qualcosa, meglio analizzarlo bene, con calma.
senza lasciarti coinvolgere più di tanto. Non so se è una nuova conoscenza o se è qualcuno che conosci già, però non ci siamo capite. Allora, Claudia, 11 giugno 72 e Jay, 12 ottobre 74. Ci sarà una storia sentimentale tra di loro. Allora, 12 ottobre 74, 11 giugno 72. Sai, già così con i segni andreste benissimo. Cioè, questi due andrebbero benissimo, gemelli e bilancia, sicuramente hanno molto da condividere. Allora, al momento io vedo un dispiacere in corso. Claudia, allora la stesa è molto positiva, è molto favorevole, c'è stato sicuramente già un incontro nel passato, c'è un'attesa anche abbastanza cioè, sognata, no? E alimentata anche un po' da determinate speranze, no? La volontà di incontrarsi. E comunque, cavoli, c'è l'Imeneo, l'allegria, l'amore. Guarda, se ti devo dire, direi che la cosa è possibile. Ci vorrà magari, sebbene questa spinta richieda poi un po' perché la cosa prenda corpo, e probabilmente ci saranno delle situazioni un po' da sanare, no? C'è qualcuno che si sta prendendo cura di un'altra persona, è possibile che debba essere mossa un po' in termini di amicizia, no? E offrirsi all'ascolto, rendersi disponibile in questo senso. E secondo me qualcosa può andare, anche se ci sarà, credo, una situazione, poi bisognerà vedere più avanti, ci sarà una situazione che potrebbe fermare un po', forse un evento non proprio bellissimo, va bene, però questo si vedrà più avanti. Comunque le carte al momento sembrano molto interessanti. Allora, allora, Domenico, e questa è l'ultima domanda a cui rispondo per via dell'orario. Sono innamorato di una persona da quando avevo 16 anni. Oh, che cosa bella. Sono passati 50 anni e non mi rassegno. Cosa ne pensi? 27 agosto 53. Avresti potuto almeno scrivermi il nome di lei e la sua data se la conosci, però cercherò di risponderti e vediamo. Caspita però, 50 anni. Oh, sono ammirata, sul serio. 50 anni ad amare sempre la stessa persona è una cosa rara ormai. Vediamo un po'. Domenico, che poi magari è una riflessione così per sdrammatizzare, che poi magari se tu ci fossi stato, l'avessi avuta dopo 2 anni, però sai, sempre c'è il gusto di quello che non si può avere e lo riempiamo sempre, lo ricamiamo, lo riempiamo di tante proiezioni, di tanti desideri, di tanti sogni. Comunque vediamo. 27 agosto 1953, Domenico. Allora, ma tu non hai più modo di contattarla questa persona? Perché c'era una comunicazione. Allora, Domenico, sai, penso che
resterà un grande sogno nella tua vita. Mh. Non vedo sviluppi, anzi penso che questa donna sia sposata, ehm, non lo so, cioè non la vedo libera e non vedo nascere. È un grande amore del passato che che ti fa ancora sospirare, questo sì. Boh, non vedo, vedi, purtroppo una corrispondenza. Ehm, magari se provi a contattarla c'è, possibilità di un dialogo e di parlare dei tempi andati, se mai avete condiviso qualcosa assieme, però che tu fossi già molto innamorato di lei fin dal passato c'è già qua nella prima riga. Però appunto la cosa non so se non è andata per l'intromissione di una persona più grande, forse la sua mamma o una parente di qualcuno dei due, però ecco, non vedo la possibilità che nasca. Credo appunto, come t'ho detto, che dovresti cullarlo come una cosa bellissima, romantica, che probabilmente è molto bella e romantica proprio perché non è stata consumata e vissuta. Comunque complimenti perché 50 anni ad amare la stessa persona è una cosa bellissima. Allora, bene, effettivamente sono le 9 e 2 minuti. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, spero di avervi dato delle risposte e vediamo, mh, ci ritroveremo qua nella prossima settimana, martedì, sempre tra le 20:30 e le 21. Vi ricordo che se mi telefonate avete la priorità, il 347 8702 622, che è anche il numero a cui rispondo per i consulti. Dunque, se decidete di chiedermi un consulto, avrete un'ora del mio tempo e il consulto costa 20 euro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, che è un canale gemellato a questo, se ancora non l'avete fatto. Veniteci a trovare nei gruppi Facebook, dove tutti i giorni diamo comunque delle cose anche di radionica e altri input, sempre per quanto riguarda il mondo esoterico. Se vi interessano questi argomenti, il lunedì sera tra le 20:30 e le 21:30 ci ritroviamo su un gruppo Telegram e comunque di tutti questi gruppi vi lascio il link in descrizione. Grazie moltissimo della vostra partecipazione, vi auguro una buonissima serata, ci ritroviamo qui come detto martedì alle 20:30, perciò se non ho risposto a qualcuno potrete tranquillamente scrivermi nuovamente martedì. Grazie a tutti e buonanotte.